Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry 3. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player affrontando nuovamente un fantastico capitolo, ovvero una città malfamata, probabilmente denominata Bad Town, è quella sorta di cittadina spettrale che abbiamo visto nel nostro sogno allucinogeno. Come potete vedere ci ritroviamo a circa 1500 metri dalla nostra cittadina di Amanaki e vicino al territorio di caccia degli Stambecchi, come potete ben vedere, e probabilmente il nostro luogo d'arrivo è a circa 2 km dalla nostra posizione. Ci sarà una sorta di Willis che ci attenderà. Bene, vediamo un po'. Mi sono accampato appunto in questa posizione alla ricerca di erbe curative al fine di completare il set di siringhe, probabilmente per un eventuale scontro, e mi sono ritrovato appunto in questa scogliera vedendo un bel deltaplano, una sorta di mezzo di trasporto che ci è familiare, e mi è venuta l'idea appunto di affrontare questi 2,5 km circa, affrontando questi belli arcipelaghi dall'alto piuttosto che dal basso con una bella autovettura. Proviamo ragazzi a passare questo tratto di mare in compagnia del nostro bel deltaplano. Avanti, proviamoci. Soprattutto dobbiamo evitare di combinare sciocchezze a questa altitudine perché ci possiamo rimanere direttamente secchi. Attenzione, non è che si è impigliato un gabbiano qua sopra, un corvo. Uè, il nostro amico corvo là sotto. Attenzione a non buttare escrementi che noi stiamo volando qui. Vattene dall'altra parte, benissimo. Ok, procediamo all'altitudine massima possibile al fine di percorrere più distanza possibile. Maledetto questo corvo, avrà un certo mal di pancia, ci vuole sparare qualche cosa in faccia ragazzi, attenzione. Maledetto, ah ci fungi da guida, perfetto, ti seguiamo amico mio, ti imitiamo addirittura. Perfetto, allora abbiamo già affrontato 300 metri, il deltaplano per me è uno dei migliori mezzi esistenti in Far Cry 3, come potete ben notare abbiamo affrontato una distanza davvero notevole. Guardate che bello il nostro tatuaggione, forse per questo l'aquila davanti a noi ci sta seguendo. O sto completando la sezione del ragno, ma anche quella dell'airone mi sembra molto ma molto figa. Sono passato un attimino in città, ho svuotato il nostro zaino, l'ho riempito di erbe mediche e tutto il resto, e sono riuscito anche ad acquistare una bella 44 Magnum a canna corta per imitare un po' il vecchio Jigen. Ho cercato la sua sigarettona inestensibile, però non l'ho trovata. Comunque la pistolona ce la faremo bastare, soprattutto perché questo è un territorio pieno di pattuglie pirata nemiche. Vediamo un po' quello che possiamo fare. La bella aquiletta qui magari ce la possiamo mettere nel braccio come una specie di esploratore. Mi sa che ormai siamo arrivati al capolinea perché il nostro deltaplano non ce la fa più. Ecco qua le guardie. Dannazione, i maledetti pirati non è che ci notano. Vediamo di passare un pochino all'esterno. Stiamo perdendo un po' di altitudine perché non abbiamo più la corrente ascensionale che ci spinge. Possiamo puntare direttamente su quel laghetto ragazzi. Perfetto. Proviamo qui sull'acqua bassa. Lasciamo il tutto. Ottimo. Aia, aia. Ce l'abbiamo fatta. Bene, allontaniamoci da questa posizione che è piena e colma di pirati. Ok, procediamo. Ci siamo a circa 1700 metri dalla nostra posizione. Guardate che bella la nostra 44 Magnum a canna corta. Proprio Jigen in persona. Cos'è questo rumore? Oh mio Dio. Oh, dannazione, pirati! Cerchiamo di passare via di qui. Ok, cerchiamo di raggirarli piuttosto che affrontarli. Non è che abbiamo tutta questa resistenza fisica per affrontarli nel corpo a corpo. Ok, vediamo un po' dove ci troviamo. 1700 metri, anzi 1500 metri il nostro obiettivo principale. Vediamo se riusciamo a sgraffegnare qualche bella auto da queste parti. Zaino pieno, l'ho riempito addirittura di tutte quelle erbette mediche per evitare di crepare appunto in battaglia. Ok, vediamo un po' da questa parte cosa troviamo. Una bella torre radio. Questa può esserci utile magari per ottenere vantaggio su questo territorio. Ok, procediamo dritto. Abbiamo 21 colpi come potete ben vedere nella nostra bella pistolona qui in basso. Guardate però che bello il panorama. Quasi quasi esco la mia bella reflex e ci faccio una bella fotografia. Attenzione, si sentono schiamazzi e urli. Staranno scannando qualche povero animale quei maledetti. Ok, ai! Dannazione, ci siamo rotti una gamba. Maledizione, un pochino calata la nostra barra della vita. Proprio siamo in mezzo alla giungla, Tarzan in persona. Ok, vediamo un po' dove stiamo andando. Attenzione che qua siamo proprio su un dirupo, su un precipizio. Dobbiamo scendere immediatamente di qua. Oh, una macchina di pirati. Vediamo un po' se ci possiamo buttare all'Assassin's Creed. Ah, no, ci rompiamo il collo, siamo un po' troppo alti. Ok, vediamo di scendere. Oh, una macchinina davanti a noi, perfetto. Agiamo proprio come delle vere e proprie faine, ragazzi, inferocite. Ok, attendiamo il momento giusto per scendere, evitiamo di essere scoperti. Ottimo, una bella Jeep anni 50 è proprio quello che fa per noi. Una specie di Jeep del dopoguerra. Saliamo, ottimo. Vediamo dove possiamo procedere. Vediamo se possiamo passare dal lato di sotto, magari. Andiamo, tutta manetta. Perfetto, attenzione, attenzione a queste piante. Ok, vediamo di andare dritto. Attenzione, pirati davanti a noi, maledetti. No, non credo che ci inseguiranno, ci sparano, dannazione, maledetti. Guardate un po' dei pirati che ritroviamo qui intorno. Passiamo dal lato della spiaggia. Oh mio Dio, questo è una specie di cimitero di aerei. Vedete un po' qui intorno tutti questi resti. Ci stanno inseguendo? No, meno male, ok. Oh, un po' d'acqua. Meno male che è acqua bassa, altrimenti ci saremmo restati. Ok,
Ok, procediamo ancora dritto. Bene, dobbiamo seguire quel fumo lassù. Bene, 1000 metri dalla nostra destinazione. Ma mi sa che stiamo andati un po' in una zona... Ah, e tutti sti corvi! Corvi, saranno quegli animali che appunto rovistano nei cadaveri. Non ricordo il nome preciso, ok? Mi sa che stiamo andando un po' nell'acqua alta. Perfetto, 800 metri, il nostro bersaglio principale. Speriamo che ci siamo portati dietro gli scarponi da roccia e tutto il resto, tutto il set da scalatore, perché mi sa che dobbiamo affrontare una parete un po' ripida. Attenzione dei pirati davanti a noi, pronti a fare un minestrone di ossa. Oddio, scappiamo! Hanno armatura pesante, eccoli lì, ci sparano. Hanno una specie di mitragliatrice pesante fissa nella loro automobile. Ci stanno inseguendo, presto, maledetti. Andiamo via di qui. Presto, 500 metri la nostra posizione, siamo in salita. Speriamo che questa macchinona ce l'ha le ridotte. Sta diventando sera. Sembra molto ma molto più complicato sopravvivere. Vedete un po' quello che dobbiamo fare per andare via di qui. Dannazione, altri pirati! Maledetti! Abbiamo spaccato addirittura il vetro. Oddio! Oddio, a 300 metri non ci voglio lasciare la pelle. Diamocene. No, proprio abbiamo lasciato un minestrone di ossa. Ci scopriranno soprattutto perché sotto i copertoni avremo una specie di scia di sangue immensa. Ok, 190 metri dalla nostra posizione. Ci siamo stati un pochino per arrivare, però non importa, ok? Perfetto, eccoci qui. Evitiamo di combinare macelli perché qui c'è una sorta di accampamento militare nemico. Ok, procediamo di qua su, vediamo se ce la facciamo. Dannazione. Dobbiamo procedere da un'altra parte. Vediamo un po'. Attenzione a non farci scoprire, meno male che è calata la sera. Perfetto. Eccoci qui. Questo posto è lo stesso del mio sogno. Non se la passano bene. Indaghiamo questo posto, ragazzi, vediamo cosa c'è qui Mi intorno. parla e mi dice che siamo tutti burattini. Burattino io, burattino tu, tutti burattini. Sto parla solo? Questo è pazzo, ragazzi, eh? Sembra una specie di capo indiano. Guarda, parla solo proprio. Qualcuno tira i nostri Mamma figli mia. e noi non possiamo mai tagliarli. Mai. Dannazione, vediamo cosa troviamo qui intorno. Galline, niente che ci importa. Speriamo che non sono galline assassine come l'altra volta. Bad Town, che cos'è questo posto? Mai nome di città fu più azzeccato e meno fantasioso. La si poteva chiamare Dark Town, Night Town, Lost Town, Celebration, qualcosa di più evocativo magari. In ogni caso questo posto brulica di pirati e mercenari, proprio il posto che vorremmo evitare, ma ci siamo proprio arrivati dentro. Proprio la tana del leone, ragazzi. Vediamo cosa c'è qui intorno, 50 metri dal nostro obiettivo. Mi sembra una città un po' di spostati. Andiamo di corsa, ragazzi, questi ci saltano addosso, ci divorano. Eccolo. Ah, questa era appunto l'abitazione che abbiamo visto nel sogno. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Spreedy Gold. Infatti era questa l'abitazione, vi ricordate? Proviamo ad entrare, vediamo cosa c'è dentro. Devo trovare L'uomo in bianco. Vediamo se c'è l'uomo bianco qui intorno. Oddio, mamma mia che posto. Perfetto. Questa è una specie di taverna locale. Sediamoci qui. Eccolo lì. È lui. Ah. Saputo del bamboccio. Non parlare del bamboccio. Lo tiri sempre fuori mentre Giochiamo a giochiamo. poker, eh? Di chi cazzo state Il parlando? bamboccio scappa dalle prigioni di Vass e poi inizia a fare a fette tutti con un macete. Ah, questa è la versione peggiore di sempre. Hai rovinato la suspense. Forse deve entrare in gioco Oit, se è vero. Oit concluderebbe in fretta di sicuro. Lo ucciderebbe col suo macete. E non sarebbe la prima volta. Oit è un artista. Lo ucciderà quel campione. Parlano di noi probabilmente. Dico bene? Che faccia hai detto che aveva? Oli. All in. Bella mano. Proprio arriviamo, ci sediamo, vinciamo i soldi e ce ne andiamo. Ottimo. È quello della mia visione. Mi porterà da Kit e Oli. Seguiamolo. Segui l'uomo in bianco senza farti notare. Addirittura farci la partita a poker era un obiettivo, quindi ci siamo fregati sti soldini. Ottimo. Vediamo dove va. Maledizione, qua dobbiamo fare Quell'uomo è la chiave di tutto, lo so. una tattica alla Hitman, ragazzi. Dobbiamo seguirlo senza farci scoprire. Eccolo là, vediamo dove va il maledetto. Non deve vedere. No, non ci vede. Attenzione, questo si sta vomitando qui, ragazzi, che Stargli schifo. dietro. Stiamogli dietro. Dannazione, dobbiamo stare molto attenti. Azione stealth per il nostro caro Jason Bourne. Sitra ha intensificato gli attacchi. Perché? Sangue cattivo. Poi ti ha offerto a Vas denaro e potere. Sarei andato Chiacchiere di anch'io. villaggio. Oh, attenzione. Ehi, calmo, bambino. Guardate come ci guarda. Eccolo lì.
Cammina un po' troppo piano e mi sembra molto ben vestito per essere una città del genere. Deve essere un pezzo grosso che non c'entra niente con tutto questo e probabilmente ci condurrà alla chiave del mistero. Procediamo di qui. 10 metri il nostro bersaglio. Non devo perdere. No, no, sempre qua, tranquillo. Ok. Vediamo dove va, maledetto. Ce le hai le informazioni sui clienti? Le ho scritte. Non uso spesso la penna. E dire che ho pure studiato. Ecco i tuoi soldi. Portalo dentro, liberati di lui. Ehi! Fotti fotti, succhia succhia, belle parole per te? Lavoro stanotte. Anch'io, caro. Mamma mia ragazzi, avrà pagato un fior di quattrini. Vediamo un po' di seguirlo ancora presso questa strada, però attenzione a non farci scoprire. Ecco ragazzi, a quanto pare ci sta conducendo all'interno di questa baracca. Vediamo cosa c'è qui dentro. Dopo ore e ore di viaggio, successo, una città malfamata. Vediamo un po' quello che siamo riusciti a concludere. Entra nella capanna e affronta l'estraneo. Abbiamo il nostro macete, la pistolona di Jigen, 44 Magnum a vita. Vediamo un po'. Hai 10 secondi per dirmi chi sei, prima che faccia detonare a distanza il C4 sotto il tavolo e faccia esplodere la baracca come un petardo. Gesù! Ne dubito. 5 secondi. Jason Brody. Davvero? Sì, Dunque sei il bamboccio. sì, oh no, quale risposta mi fa saltare? Pragmatico. Inizi bene. Ma ti consideri un patriota, Mr. Brody? Vedi, un vero patriota non si limita a mettere la mano sul cuore mentre mangia un hot dog allo stadio. Così è una cazzo di passeggiata e scusa il latinismo. Il vero patriota succhia la tetta della signora Libertà. Quando sente un fratello morto in guerra, il patriota chiede: abbiamo vinto? Ed esulta all'annuncio della vittoria. Allora, sei un vero patriota o uno di quegli hippie figli di papà che frignano se al negozio sono finiti i jeans di marca? Un vero Ah patriota. no? Bingo, proprio così. Comunque basta il tuo amico Oliver Caswell e io sto cercando Kit Ramsey. Perché li cerchi? Sapere tutto sull'isola è il mio lavoro. Posso aiutarti, ma devi giocare con bene. me. C'è una cosa che cerco. Scambiamoci i favori. Ci sto. Non ho capito ragazzi se l'uomo con cui ci stiamo rivolgendo, cioè dove è finito, non l'ho visto più. Probabilmente ci stava parlando attraverso questa cassa davanti a noi, cioè di colpo tutto è successo. Allora vai a parlare con Willis, deve essere lui Willis. Ah, eccolo qua, la risposta appunto ai nostri problemi. Ci stava parlando attraverso il microfono, bene. Jason. Cosa sei? Una specie di spia? Qui lo dico e qui lo nego. Dai, scherzo. Lavoro per Langley, agente Willis Huntley. Fantastico. Mi serve l'aiuto dell'esercito e del governo. Non puoi. Sono sotto copertura, non in contatto con l'agenzia. Sei qui da solo? No, scherzi? Ho la mia squadra. Sono in missione, ma torneranno. Le scansioni che hanno mandato aprono un bel vaso di Pandora. Ora non posso parlartene, ma fidati, è grande. Sembra enorme. Però mi servono più dati, dalla fonte. Flammenwerfer. Lanciafiamme. Questa bellezza l'hanno inventata Ah, no? i crocchi. Hoyt Volker è il capo del tuo caro Ora che amico è chiaro tutto. Paz. Inoltre gestisce la più grande tratta di schiavi del Pacifico del Sud. E per finire coltiva droga. Se diamo fuoco ai campi alla sua barca, verrà qui in canoa. Io ottengo quel che voglio e scopriamo dove Ecco il sono i tuoi piano. amici, compri? Mi sembra che lo dicano bene solo i francesi, è una roba francese. Come mangiare le lumache, giusto? Capisci? Quanto ti Comunque, devo? ecco l'arma. Wow. Grazie. Così mi piaci. Ricorda la barca. Sì, capito. Mi fido di te per questa cosa di Hoyt. Ok, a quanto pare il nostro amico Willis è una spia dell'esercito statunitense. Vediamo un po', esci dalla casa, prendiamo il nostro bel lanciafiamme. La 44 Magnum, dannazione. Qua c'è l'anima di Jigen intera ragazzi, dannazione. Fondina piccola, infatti. Vediamo una cosa, vuoi trasportare una seconda arma? Crea una fondina piccola. Infatti ci servirebbe, diamo un po' un'occhiata nella nostra sezione preparazione. Allora, zaini, ecco qui, fondine per armi. Cosa abbiamo bisogno per crearne una? Pelle di capra, impossibile preparare, ingredienti mancanti, una fondina robusta per portare 2 armi contemporaneamente. Ok, il nostro caro Jigen lo dobbiamo lasciare qui, stai tranquillo amico mio. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Abbiamo il nostro bel lanciafiamme qui.
si aprirà una specie di nuova missione. Vediamo un po' il nostro Oiktikt, quell'uomo lì. Starò al gioco se servirà a trovare i miei A amici. quanto pare è il più grande amico di Vass. Vedremo un po' di incendiare il suo territorio in modo tale da farlo arrabbiare. Forse Dennis sa Può qualcosa darsi. su Hoyt. Ciao, Dennis. Jason, cosa hai trovato? La visione mi ha condotto all'uomo in bianco. È una spia o qualcosa di simile. Buffo. Non ne ho mai sentito parlare sull'isola. Mi ha detto del boss di Vass. È Hoyt. Hoyt. Hoyt Volker. Stagli lontano, Jason. Pensi che Vass sia pazzo, ma tutto il male dell'isola viene da Hoyt. Ha fottuto il cervello di Vass. È lui il burattinaio. Wow. Ok, starò attento. Bene, non c'è detto altro e partiamo direttamente con una nuova missione dritto nel vespaio. Una nuova espressione. Raggiungi le piantagioni di droga. Vediamo dove si ritrovano queste belle piantagioni. Allora, vicino a una torre radio, perfetto. Inizialmente andremo ad attivare questa torre radio a nord, ragazzi, in modo tale, dopo averla attivata, avere una sorta di campo di vista molto molto ragazzi, dopo aver attraversato quella sorta di laghetto, procediamo in avanti per l'attivazione della nostra torre radio, in seguito per andare a fare un po' i piromani. Guardate che figo il nostro bel lanciafiamme, a quanto pare è una sorta di quei lanciafiamme della seconda guerra mondiale, un po' arrugginito, quindi qualcosa di vecchio ma sempre utile. Ok, cerchiamo di scalare il tutto. Come facciamo adesso a salire senza le scale di emergenza? Ok, probabilmente attraverso le funi qui intorno. Possiamo fare un pochino di Tarzan. Avanti. Maledizione. Presto. Dannazione, facciamoci sta salita. Ottimo. 848 metri la nostra postazione principale. Adesso ci siamo un po' bloccati. Vediamo un po' come possiamo avanzare. Oddio, ma torre radio più distrutta di questa mai, Ok, vediamo un po'. Andiamo. Tutti sti gradini di... Oh, un uomo qui. Denaro, vediamo cosa ha qui intorno. $3. Mamma mia, se lo saranno mangiati i pellicani proprio vivo. Ok, dove possiamo andare? Ok, facciamoci quest'altra salitona. Zaino pieno ancora. Devo provvedere a costruirmene uno nuovo. Magari nei prossimi gameplay effettuerò una sorta di missione di caccia, nel momento in cui riuscirò ad accumulare i soldi necessari per l'acquisto dell'arco, ragazzi, perché andrò a caccia solo con un'arma, come possiamo dire, tradizionale per la caccia. Vediamo un po' se possiamo salire da qualche altra parte. Ok, procediamo di qui. Attenzione che se cadiamo di qui ci rompiamo tutti i denti. Maledizione. Forza. Maledetto sto stronzetto. Imbranato qui. Preso, intanto sta sorgendo il sole, ragazzi, come potete ben vedere. Avanti. Saliamo di qua. Olè. Perfetto. Possiamo procedere ancora di qui. Vediamo un po' se è vero. Mannaggia. Sali, perfetto. Dannazione. Olè. Qua c'era una bella corda nascosta. Perfetto. Vediamo un po'. Finalmente una bella scala, qualcosa di intuitivo. Avanti. Ma questa è stata la missione più dura, ragazzi, all'interno della partita, salire al di sopra della torre radio. Ok, perfetto. Ultimo piano, ancora. Sembriamo davvero Altair in persona. Presto. Guardate un po' qua, sono differenti tutte le torri radio. Credevo che fossero tutte uguali, invece ognuna ha una difficoltà differente. Vediamo se c'è ancora del denaro qui intorno. $31, ottimi. Vediamo se possiamo fare un po' gli elettricisti e diamo un'occhiata soprattutto a tutti gli oggetti principali, anzi tutti i luoghi principali nella zona. Perfetto, vediamo innanzitutto se possiamo inquadrare le piantagioni di droga di qui. Vediamo un po'. Allora, vediamo, questo è l'accampamento che abbiamo appena adesso lasciato. Se c'è qualche cosa di importante possiamo vedere. Delle rovine, bene, possiamo esplorarle magari più avanti. E un altro bel villaggio. Ok, dopo aver attivato questa torre radio ci renderemo la vita molto più facile nel prossimo gameplay, ragazzi, nel momento in cui andremo alla caccia appunto di queste piantagioni al fine di distruggerle. Ok, abbiamo completato un altro pezzo della nostra cara mappa. Ci becchiamo al prossimo gameplay, ragazzi. Ciao a tutti.